Grazie di essere venuti qui innanzitutto e di rimanere qui anche dopo la proiezione di questo bellissimo documentario. Qui con me c'è Valentina Forlin, io sono Dario Saltari, sono uno dei caporedattori dell'Ultimo Uomo e sono molto molto felice e emozionato di poter presentare qui oggi questo documentario e di farvi vedere un piccolo pezzettino di In Campo, perché possiamo dire che questa è un po' un'anteprima di In Campo, la nostra rassegna di documentari pensata e realizzata grazie agli amici di Cineagenzia, grazie alla collaborazione di Fandango. E vi rubo solo 5 minuti del vostro tempo. Voi starete dicendo già subito un uomo che subito ha ripreso il microfono per parlare dopo un documentario dedicato al calcio femminile, però immagino che molti di voi non siano venuti qui, ovviamente la maggior parte di voi siano venuti qui per vedere il documentario e magari non sanno né che cos'è In Campo né cos'è l'Ultimo Uomo. L'Ultimo Uomo è una rivista di sport, che parla di sport sostanzialmente, la trovate online, ultimouomo.com. Prima Sergio ci voleva incensare dicendo si distingue per una grande qualità giornalistica. Io direi che più che altro che si distingue per una grossa lunghezza degli articoli scritti. Dovete avere grande tempo libero per leggere l'Ultimo Uomo. No, a parte gli scherzi, la cosa che mi preme dire è che l'Ultimo Uomo è un progetto sia anziano che giovane al tempo stesso, nel senso che da una parte è giovane perché non sono nemmeno 2 anni che l'Ultimo Uomo è indipendente ed è sostenuto dai suoi lettori, dai suoi abbonati, quindi è giovane in questo senso e siamo quasi una start-up da questo punto di vista, ma dall'altra anche molto anziano, perché in realtà l'Ultimo Uomo nasce nel 2013, sono 11 anni fa, che su internet è praticamente un'era geologica. E era veramente molto diverso il mondo 11 anni fa su internet e fuori da internet, e questo lo dico semplicemente per farvi capire che percorso lunghissimo che abbiamo dovuto percorrere noi per arrivare qui dentro questo cinema bellissimo davanti a tutti voi e a presentare questo documentario importantissimo, che veramente sono orgoglioso di poter associare al nome dell'Ultimo Uomo. Importantissimo per il calcio femminile ovviamente, ma per il calcio tutto e in particolare per il calcio italiano, perché traspare un pochino questo documentario, anche se secondo me è troppo poco. Se inizio subito con le critiche, nel senso traspare poco la grossa tradizione italiana che c'è dietro al calcio femminile, l'importanza dell'Italia dietro al calcio femminile. Il documentario tratta appunto del mondiale del 1971, che in realtà però bisogna ricordare era la seconda edizione appunto del trofeo Martini Rossi, che si giocò in Italia, patrocinato e promosso da un'azienda italiana, e allora la nazionale italiana era, possiamo dire, la più forte, come tra l'altro vi spiegherà Valentina e soprattutto Elena Schiavo, Claudia Won, insomma tutte le altre protagoniste che sono qui in sala. La nazionale italiana era sostanzialmente la più forte al mondo, era il movimento più forte al tempo, se non fosse stata per questa divisione politica per cui c'erano 2 federazioni, una a Roma e una a Torino. Quella a Roma non permetteva alle giocatrici di andare in nazionale, e questo ovviamente ha creato una nazionale meno forte, che però nonostante questo arrivò in finale alla prima edizione, arrivò in semifinale alla seconda edizione, tra l'altro nel modo in cui avete visto. E niente, ho chiuso il mio discorso. Insomma, non ci sono persone migliori per spiegare quanto è stato importante il nostro paese a livello di giocatrici, in primo luogo per tutto il calcio femminile di oggi, mondiale, di Elena Schiavo, che invito qui con noi, Claudia Von pure, che invito qui con noi. No, vogliamo tutti sul palco. Quindi
lascio la parola a Valentina Forlin, nostra collaboratrice, che ha fatto un'intervista meravigliosa proprio a Elena, e niente, a voi il palco. Grazie Dario. Non so quanto lei sia contenta di dover ricevere una mia intervista per la seconda volta nel giro di 2 settimane, no, però faremo del... È contenta? Sei ok. È contenta. Questa è già una buona recensione. Allora, intanto buonasera a tutti. Io sono felicissima di avervi qui accanto a me in questo momento, perché non so di preciso, adesso me lo direte voi, cosa avete provato rivedendovi in quelle immagini. Però quello che ho provato io è stato un misto di emozioni molto strano, perché insieme alla storia incredibile che uno si rende conto di guardare mentre la pellicola va avanti, alla fine io sono stata assalita da un senso piuttosto forte di rabbia, perché vi è stato rubato molto. Voi come vi siete sentite rivedendo queste immagini allo schermo? Rabbia e frustrazione. Prima perché abbiamo perso quasi una finale che meritavamo di andare noi in finale, e dopo è la verità. E dopo, cioè, sapendo tutto quello che ho combinato, non so se chiedere scusa o meno, però rimane l'amarezza che abbiamo tanto dato e dopo siamo state finite nel dimenticatoio, e questa è stata un'amarezza. Allora, io sono un po' Lei è più diplomatica. Okay. Allora, io penso che comunque il cammino delle donne è sempre difficile, soprattutto all'inizio, soprattutto quando si inizia a percorrere o a fare un qualcosa nel campo prevalentemente maschile o solamente maschile. Per cui diciamo che io accetto anche quello che non c'è stato riconosciuto, perché è l'inizio di un qualcosa che comunque da qualche parte deve iniziare, e noi abbiamo... sì, ma sono passati 50 anni, Beh, siamo ma zanone. Insomma, Quando deve iniziare? Siamo arrivati a un buon punto, mi pare, ti almeno, dico io, un piede rispetto nella a quello che fossa. eravamo noi. Sì. No, lei stava dicendo che comunque nonostante sia arrivato in ritardo questo riconoscimento, alla fine l'importante è che sia arrivato. Che sì, che bisognava iniziare da qualche parte. Noi abbiamo avuto diciamo, la responsabilità, oppure il privilegio di iniziare la strada, giusto Elena? Sì. Lei pretende tutto e subito, io sono un po' più... un po' più Ma io paziente. arrivo dall'atletica e allora dovevo tagliare il traguardo. Ci mettiamo tutti più vicini al microfono, così anche le persone lì in fondo sentite, no? Esatto, finalmente. Sei mica Facciamo solo. così. Tira via il microfono. Come diceva giustamente Dario prima, all'interno del documentario è poco rappresentata la situazione che c'era nel calcio femminile in Italia negli anni in cui voi eravate in attività, diciamo. Comunque quello che è stato anche sottolineato all'inizio del documentario è che la Coppa di Messico 71 è stata una seconda edizione, perché in realtà la prima è stata giocata in Italia. Esatto. Voi che ricordo avete di quel campionato? Perché lo spoiler che faccio a tutti quanti è che comunque quel mondiale che è stato giocato in Italia, la semifinale si è giocata tra Italia e Danimarca, le stesse danesi che poi voi avete recuperato in mezzo al deserto con l'autobus. Sì, quindi poi ci dovrete ecco, come non detto, Sì. avete giocato quella finale, l'avete persa contro la Danimarca purtroppo, 2-0. però avete riempito uno stadio con 60.000 persone. Ecco, a voi volevo chiedere che ricordo avete Allora, di quell'evento? Io ricordo che quando la Danimarca segnò 1-0 ci diedero il rigore per noi. Invece di farlo segnare a Claudia, che era molto più brava, capace, ho tirato io una bomba, definito in curva maratona. C'è una foto che io sto segnando e Claudia Avan è girata così, che non voleva vederlo. Allora vedi, dovevi tirare tu quel rigore. Comunque noi si aspettavano 25.000 spettatori, invece hanno sfondato i cancelli, ci siamo trovati davanti a 60.000 persone. Anche lì, vero Claudia, è stata un'emozione. Sì. Però quel campionato lì avevano organizzato bene, perché siamo andati a giocare a Salerno con la Svizzera, siamo andati a Trapani, cioè avevamo veramente fatto un mondialito, si chiama il mondialito. Bravi gli organizzatori nostri, e bisogna tirare giù tanto di cappello, perché sono stato
dei promotori hanno creduto e credevano in quelle ragazze che non eravamo proprio delle tante campionesse, però insomma ci hanno mandato a giocare nei campi di calcio che dopo quei mondiali lì nessuno ha mai giocato in un campo di Serie A prima di una partita maschile. Sì, scusa, prendo la parola solo per dire che prima appunto sottolineavo l'importanza dell'Italia, non per sventolare il tricolore, insomma, ma proprio per sottolineare il fatto che in Italia c'era un movimento, cioè c'erano, cioè se la Martini e Rossi, che ovviamente si prende tutto il merito dell'organizzazione di questo torneo, l'ha fatto è perché però c'erano tante persone che volevano vedere il calcio femminile, che seguivano il calcio femminile, e parliamo negli anni 70, quindi quando sì, 70. non c'era il sostegno della FIFA, non c'era il calcio era poco, Sì, ma poco in televisione. Hai visto il vecchiazzo della FIFA? Hai visto il vecchiazzo? No, quindi volevo sapere da voi, da Claudia anche e da Elena, com'erano le partite in Italia di calcio femminile a Torino. Tu sei stata anche a Roma. Ho fatto 8 squadre. No, dal 70 all'80 c'è stato del movimento, perché il Gamma 3 giocava con 7-8 mila spettatori a Padova, mica tanto da ridere. Dopo gli 80 è finito tutto, no Claudia? Nessuno più parlava, non si sapeva se era campionati, cosa facevano. Cioè siamo andati un po' staccati, ecco. Non gliene frega. Tu eri anche pagata per giocare, perché anche questo è un messaggio importante, cioè che non è... Perché in Italia le donne sono diventate professioniste nel 2022, quindi nemmeno 2 anni fa praticamente, si pensa che prima era un medioevo oscuro, però al di là delle questioni legali, in Italia negli anni 70 e 80 c'era un movimento forte anche a livello economico, relativamente parlando, no? Beh, ma io scusa, sono partita da Udine per andare a Torino, che come vivevo, cosa facevo? Praticamente io dipendevo da questa squadra che mi aveva ingaggiato e risultavo come fosse una loro dipendente, una loro impiegata, perché non si doveva parlare di professionismo. Però nel 72 sono arrivati le danesi, che hanno vinto i campionati del mondo, sono andate a giocare al Aldo Biadene, sono arrivate parecchie straniere in Italia, vuol dire che sotto banco qualcosa prendevano, altrimenti chi le faceva fare venire in Italia? Però quando tu chiudevi la porta non sapevi cosa faceva il contratto lei, ognuno si arrangiava da sé. Io non so quanti di voi in questa sala seguono oggi il calcio femminile, però in Italia ad oggi la situazione è un po' diversa rispetto agli altri paesi, perché noi siamo diventate professioniste in Italia a partire dal 2022, nei maggiori campionati europei invece lo sono già da tempo e hanno dei movimenti calcistici molto importanti, no? Tanto che quando si parla di quello che sta accadendo, del livello del calcio femminile italiano, oggi si dice ma il livello è questo perché siamo partite dopo le altre nazioni, magari noi sicuramente rispetto a stati come l'Inghilterra, come la Scozia, Francia, Danimarca, Norvegia. Esatto, cioè in Inghilterra riempiono l'Emirates Stadium una settimana sì e l'altra anche, per intenderci. Qui è una cosa che non accade. E quando le persone dicono sì, loro sono partiti prima di noi, la realtà è che non è vero. E questo documentario spiega benissimo il motivo. Noi negli anni 70-80 eravamo un movimento importante, le giocatrici stranieri venivano a giocare nel nostro paese per il prestigio del nostro campionato. E una domanda che ho fatto a Elena la scorsa settimana, che però vorrei rivolgere anche a lei. Lei cosa ha pensato quando ha letto la notizia ai giornali che il calcio femminile in Italia sarebbe diventato professionistico? Che comunque era un percorso già segnato. Cioè, c'era del rammarico, era più felice o rammaricata, diciamo? Cazzata. Ma io sono stata felice di aver giocato, anche se non ero una professionista al 100%. E, non so, penso che quando si fa uno sport, come il calcio maschile alla fine, no? Penso che all'inizio le soddisfazioni siano state comunque grandi, indipendentemente dallo stipendio che percepivano. E quindi noi abbiamo avuto grandi soddisfazioni e adesso magari anche noi forse pretenderemo di essere professioniste. Non so, quando il mercato è questo, è chiaro che tutti vogliono essere nel mercato, insomma, non rimanere fuori. Un'altra cosa che non so se Dario tu hai visto. Sì, no, io ho una curiosità vedendo il documentario per Elena, ma quella punizione contro il Messico
Veramente non avevi capito che era una punizione a 2 oppure era solo per menare un po'? Lì non si capiva niente. Io solo che ho tirato, però hanno annullato anche un gol alla Ciceri che era valido, no? L'arbitro Fre. Tu pensa quante volte gli ho rincorso per tutto lo stadio Azteca, no? Ma non mi andava giù. Io non mi ricordo se lui avesse fischiato o meno, alzato la mano, con la bolgia che c'era. Io ho detto punizione per l'Italia, ho tirato in porta e è andata. Gol pazzesco, tra l'altro. Appunto, era in diagonale, sarà stato 30 metri nel set. Lì hanno annullato un gol, pazienza, però insomma loro dovevano andare in finale e il Messico, perché se andava in finale Italia-Danimarca c'erano sempre, ma lì hanno fatto un successone gli organizzatori, eccetera, eccetera. Però insomma noi siamo stati giù un mese, ce la siamo anche divertita, alla fin fine invece siamo ritornate a casa arrabbiate. Com'è stata una avevamo cosa un che... dolore dentro di tutto, perché le messicane in fondo ci hanno voluto bene, venivano a trovarci eccetera, anche i messicani. Dopo alla fine è venuta fuori questa bolgia che ha creato un po' di malstare, ecco, dentro di noi, cioè non riuscivamo mai a capire perché è successo, cosa è successo, come è successo. Tutto partì da Maria Castelli. Ecco, quando hanno picchiato Maria Castelli dopo non ci abbiamo più visto. E lì se Maria Castelli non andava giù per terra magari sì, non finiva così, ecco. Non vedevo l'ora. Sì, mi sa che bastava poco comunque, diciamo. Di vedere lì, di avere lì. Ho sentito il messicano Manuel che è venuto, hanno fatto anche i messicani un altro film, no? E spero che mi lo mandi. Ho detto, senti, ma la Saragozza quando l'ho stesa si ricorda ancora di te? Comunque io ho sentito Susanna Augustesen prima di questo film in realtà, perché la volevo intervistare per un altro progetto prima che tutto questo progetto in campo si realizzasse. Susanna Augustesen, tra parentesi, durante la finale a 15 anni segna una tripletta davanti a 110.000 spettatori, poi viene in Italia e segna una quantità di gol senza senso e diventa la più grande calciatrice straniera della storia del campione italiano, quella che ha segnato di più ancora oggi. Chiusa parentesi. L'ho sentita... Noi avevamo la mammina in Messico che aveva 13 anni e la Sighetti 14 perché ha 7 anni meno di me, certo. E allora sì, non è che la Susi aveva già 15 anni, avevamo noi più piccoline. Comunque io la Susi l'ho rincorsa allo stadio Azteca, pure lei. Anche quella, perché quando ha fatto il gol mi ha fatto vedere il dito, allora l'ho rincorsa. Allora non dico cosa mi ha detto. No, ha detto che quando hanno proiettato il film Danimarca, lei era in sala, sì. La sala spontaneamente... Non l'avete fatta vedere, non l'hanno fatta vedere. Non tanto, è vero. Appunto. Non tanto, però la sala spontaneamente quando lei ha segnato il gol che poi era annullato ha esultato, quindi si vede che c'è un'energia proprio spontanea. Siamo dunque che non ci si saluta io la Susi dal 1976, giocavamo nel Valdobbiadene, c'era anche Claudia e non ci siamo più salutate. Ma È questione di pelle. Non correva a buon sangue. Non correva a buon sangue. No, niente, non correva niente. Correva niente. Ma quindi dopo aver perso la finale contro di loro a Torino, avete dato un passaggio perché il loro autobus si era rotto e lì cosa vi siete detti? Io lì non mi ricordo, perché noi quando siamo partite da Parigi, che siamo Torino-Parigi abbiamo fatto, giusto? Erano partite 4 squadre con noi, siamo volate con un aereo che non finiva più e lì era l'Italia, la Danimarca, la Francia e l'Inghilterra. 4 squadre sono partite. Dopo non so come siamo ritornate perché ci avevano abbandonate in Messico. Ti ricordi, Claudia? Ma noi, scusa, al rientro avevamo i fotografi o c'era... Allora è successo che lì i nostri organizzatori sono scappati. Infatti io sono ritornata dal Messico e ho avuto la bella idea di dire, anche con un piede nella tomba, avrò il coraggio di dire carogna a tutti quanti. Sono stata squalificata per 6 mesi, era meglio se stavo zitta. Praticamente ci hanno abbandonato in Messico e siccome avevamo sombreri, il peso sovraccarico, eccetera, abbiamo dovuto firmare io, Cavicchi e il dottore per poter ritornare in Messico, che ci avevano dato i soldi gli italiani che erano in Messico, altrimenti noi eravamo ancora là. Chiaro? Allora questo è meglio. Non avevo detto quegli anni perché ero troppo esposta, perché gli organizzatori sono stati i miei presidenti. Allora vedi che un bel tazzone non fu mai scritto, però ci sarebbero tante cose da dire. E lì eravamo state abbandonate là in Messico, altrimenti non ritornavamo a casa.
Allora gli italiani in Messico hanno fatto la colletta per poterci pagare. Abbiamo firmato io, Cavicchi e il dottore. Quindi tifosi italiani, diciamo, o Sì, una gli colletta. italiani che vivevano in Messico, perché noi eravamo là, abbandonati là. E al vostro ritorno riflettori spenti un po' come negli altri paesi. Già è tanto successo. se ci sono tornati a questo punto. Ma già è già stato un problema ritornare. Dopo nel 72 si sono unificate le due federazioni e noi ci siamo collegate, ma la bella è stato che ritornate noi dal Messico sono partite a Copenaghen le italiane dall'altra federazione, nazionale italiana dell'altra federazione, e quando hanno fatto vedere la foto di noi italiane, le danesi sono andate a cercare Elena Schiavo. Secondo te cosa hanno fatto? Ciao Elena. Un caloroso saluto. Non so se ci sono domande dal pubblico per Elena soprattutto. Sì. Volevo sapere se una volta, quando annullavano il gol, e se con la moviola, se i sistemi di oggi, che riescono a vedere se il gol è regolare o no. Se una volta c'era negli anni 70, quel sistema, sul micro, come si chiama? VAR. Sì, il VAR, esatto, c'era il VAR. Non c'era. Allora noi, a differenza di adesso che arriva la corriera dentro dirigenti, allenatori, massaggiatori, psicologi, chi più ne ha più ne mette, noi avevamo neanche il massaggiatore forse in Messico, un medico, l'allenatore, i dirigenti, ma non credo che avevamo avuto un massaggiatore, neanche un massaggiatore, perché io l'ho trovato il massaggiatore quando sono andata, quando le due federazioni si sono unificate in Francia, che c'era Cantagalli, era il massaggiatore del Cagliari. Noi non avevamo neanche il massaggiatore, di grazia che sono andata il medico, Boero si chiamava, ti ricordi Boero? C'è il VAR? Qual VAR? Il VAR è venuto fuori questi ultimi no, anni, no, immagino. niente, c'era niente. Non c'era neanche Però prima. devo Sì, dire la una cosa, moviola, però volte. gli articoli che noi ce li abbiamo fatti dal 70 all'80, nessuno più li ha fatti. C'era Tutto Sport, la Gazzetta dello Sport, ci hanno fatto di quegli articoloni, Il Giorno, ma veramente io ho avuto la fortuna di essere intervistata da Natalia Spesi, dopo da un altro dirigente, ma cioè altri giornalisti che adesso, cioè nessuno, cioè almeno io per tutti gli anni che dopo finito di giocare sono andata a lavorare in comune, io non seguivo neanche più il calcio maschile, capito? E poi ho avuto problemi così. Ti sei rivista? No, tutto quello che ho fatto no, è proprio il gesto dell'ombrello che ridevamo io e Monica. Della partita. Non mi ricordo. No, nessuno, niente. Solo io ho ancora i giornali messicani che riportavano le gesta che facevamo. E gli italiani invece, se potevano, parlavano sempre male. C'era un giornalista venuto con noi in Messico e lui se parlava diceva che la Vargas era più forte della Schiavo, che le danesi erano più forti dell'Italia. Nessuno ha parlato bene di noi, nessun giornalista, specialmente dal Messico. E chiudere 10 minuti prima la partita come è stata gestita? Perché io rincorrevo l'arbitro secondo te? Perché gli ho rincorso dietro l'arbitro? Per colpa tua l'ha sospesa la Che partita. ridere. 10 minuti prima. No, nessuno ci ha mai difeso, nessuno ha portato mai le nostre difese, niente. Allora, se siamo tutti d'accordo, siccome il tempo purtroppo stringe, vorrei fare una cosa. Allora, qualche mese fa sono stata a Wembley a vedere la nazionale inglese femminile e c'erano tutte le ex ragazze che hanno giocato contro di voi quel mondiale e hanno ricevuto una bellissima ovazione prima del fischio d'inizio. Anche So che noi. voi questo momento non avete mai potuto godere di un momento del genere e di alcun riconoscimento, quindi io, se voi siete d'accordo, proporrei un grande applauso per queste pioniere del calcio femminile italiano.